Un bel derby quello tra Pro Favara e Raffadali, giocato a viso aperto, ricco di gol ed emozioni fino alla fine. 3 punti fondamentali in chiave salvezza per i padroni di casa. Per i gialloverdi è stata invece una cocente sconfitta, di certo evitabile se vi fosse stata maggiore attenzione in difesa. Il protagonista del match, l'attaccante favarese Francesco Andante, autore di una doppietta, 2 gol in fotocopia che hanno steso il Raffadali. Il match è diretto da Pietro Bennici della sezione di Agrigento. Buona presenza di pubblico sugli spalti. Dopo una breve fase di studio la partita si mette subito in discesa per la Pro Favara che sblocca il derby. Minuto 8, azione manovrata dei locali, buco difensivo del Raffadali e Andante batte Carapezza. Il Raffadali va subito alla contrattacco con Ojeda Di Franco, prova a mettere in difficoltà Cambiano e compagni. Si gioca su buoni ritmi, i giovani della Pro Favara corrono tantissimo. Valenti al 20° potrebbe segnare il 2-0, ma la mira è sbagliata. L'esperto Raffadali si affida anche alle giocate